Una pausa forzata imposta dalla mancanza di fondi. L'edizione 2017 degli Archi di Pane di San Biagio Platani, che in occasione del periodo di Pasqua rappresentano in tema di riti, tradizioni e arte il fiore all'occhiello della Sicilia, non si farà. Lo ha annunciato con profondo rammarico il sindaco del piccolo centro montano Santino Sabella. Il suo appello, lanciato nei giorni scorsi, rivolto ai privati per sponsorizzare l'evento, servivano 100.000 euro, è caduto nel vuoto e a questo punto, tenuto conto che non ci sono più tempi tecnici per poter realizzare la manifestazione, San Biagio Platani ammaina la bandiera. Ma evidentemente la richiesta di finanziamenti ai privati si era resa necessaria dal momento che dalla Regione nessuna risorsa è stata prevista per gli archi di pane. Siamo stati lasciati soli dalla Regione, denuncia il sindaco, che annuncia forti iniziative di protesta. Inizierò sicuramente attraverso la stampa a denunciare questa insensibilità da parte dell'assessorato al turismo, del Presidente, della bene culturale, tutto ciò che può essere riconducibile alla valorizzazione di una manifestazione di arte popolare come quella degli Archi di Pasqua di San Biagio Platani. Una storia che si ripete da 3 secoli, invece di andare a finanziare opere inutili, delle attività culturali che non esistono, che servono semplicemente a sperperare denaro inutile. Noi siamo San Biagio Platani, è il paese dove gli Archi di Pasqua dura un mese, quindi una delle feste che dura più di tutti in Sicilia. L'annullamento dell'edizione 2017 provocherà anche un danno economico al paese. Certo, aggraverà ancora di più la situazione precaria della situazione economica, diciamo, dell'attività di ristorazione, tutto ciò che è riconducibile alla festa, perché questo è un volano non solo per quanto riguarda la festa in sé per sé dal punto di vista religioso e culturale, ma diventa anche un momento di respiro, di sollievo per le attività economiche che stanno attraversando sicuramente un momento più difficile dopo il dopoguerra. E oggi questo qui diventa un corpo portale per la mia comunità, ma non solo dicevo per la mia comunità, perché San Biagio, la festa di Archi di Pasqua non è solo patrimonio dei sanbiagesi, è un patrimonio degli agrigentini, è un patrimonio dei siciliani. E questa attenzione la voglio e devono veramente attenzionarla, perché farò di quelle iniziative forti che non gli risparmierò nessuna responsabilità, non gli risparmierò gli addebiterò tutto ciò che può essere addebitato a una politica insensibile a quella che è l'attività del turismo in Sicilia. L'anno scorso 50.000 euro li aveva recuperati il comune di San Biagio, gli altri 50 erano stati donati da sponsor e cittadini. Quest'anno invece casse del municipio vuote e zero generosità proveniente dal tessuto produttivo e da quello sociale. Il resto l'ha fatto, anzi non l'ha fatto la Regione.